Grazie Presidente. Ora siamo in apertura dell'ultimo atto, dell'ultimo documento che compone la programmazione economico-finanziaria della nostra Regione, quello all'interno del quale dovrebbe confluire tutta la discussione che ci ha animato in questi giorni e che dovrebbe realizzare la fase dell'allocazione delle risorse, quindi la fase decisiva, quella che dovrebbe trasformare le scelte politiche assunte nelle ultime 3 settimane in politiche pubbliche. E ci apprestiamo, diciamo così, alla discussione di quest'ultimo progetto di legge con un certo livello di preoccupazione. La nostra preoccupazione si fonda sulle dichiarazioni che l'assessore Calzavara fece ad agosto, quando i documenti di bilancio furono approvati dalla Giunta. Peraltro approfitto di questa occasione per cercare di capire per quale ragione la Giunta della Regione del Veneto insiste nel voler approvare il bilancio di previsione a Ferragosto. Ora è vero che probabilmente, essendo tutti in vacanza, abbiamo più tempo libero, però siccome comunque poi l'iter del bilancio ci porta alla discussione in Consiglio regionale a dicembre e siccome dal 15 di agosto al 15 di dicembre succedono diverse cose solitamente non sempre positive, lancio l'ipotesi di chiedere alla Giunta di approvare il bilancio con un po' più di calma in modo di poter anche avere una programmazione un po' più coerente rispetto alla contingenza. Magari mi sfugge la ragione per cui la cosa avvenga il 15 di agosto, è vero che così il titolo a 9 colonne il 15 di agosto è garantito, ma auspico che ci siano argomentazioni tecniche un po' più consistenti. Dicevo però che in quel Ferragosto del 2023, quando la Giunta ha approvato il bilancio di previsione, l'assessore Calzavara ha fatto 2 dichiarazioni che, rilette a valle della discussione di questi giorni, accrescono il nostro livello di preoccupazione. La prima dichiarazione è stata: questo è un bilancio che ci porterà fino alla fine della legislatura. Cioè, essendo un bilancio triennale, noi con quello che stiamo decidendo e discutendo oggi stiamo sostanzialmente, a meno che ci sia qualche conversione repentina nei prossimi 2 anni, impostando le politiche pubbliche della Regione del Veneto fino alla fine della legislatura. Quindi questo non è un bilancio ordinario nel quale ci mettiamo nell'ordine di idee di costruire le politiche pubbliche per un anno intero. Questa è l'ultima volta nella quale il Consiglio regionale potrà interrogarsi e provare a fare una programmazione che appunto ci condurrà fino alla fine della legislatura. E allora io lo voglio ribadire, essendo l'ultima occasione che abbiamo prima della chiusura della sessione di bilancio, la nostra preoccupazione rispetto all'affermazione che vi ho letto e ribadendo la nostra convinzione, guardi Assessore Calzavara, che non è proprio possibile che sia così fino alla fine, nel senso che io ho visto come in questi 3 anni una serie di questioni che 3 anni fa avevamo soltanto accennato come complicate, tendenzialmente hanno peggiorato il loro livello emergenziale, diciamo così. E se noi continuiamo così fino alla fine della legislatura, ho come l'impressione che quelle che oggi possono essere falle tamponabili diventino voragini che non è più possibile sanare con nessun tipo di manovra. Quindi io rispetto a questa cosa faccio una richiesta di una valutazione più attenta, di un monitoraggio differente, perché, e citerò soltanto alcune questioni, ci sono alcuni temi di cui parliamo dall'inizio della legislatura, vi sarete anche stancati di sentircelo dire, che però non sono risolti, ma adesso ve li ripeto appunto perché so che vi interessa fare un ripasso. Alcuni temi, dicevo, che sottolineiamo e portiamo alla vostra attenzione dall'inizio della legislatura, che non si sono risolti, si sono aggravati, ma nel frattempo ne sono nati altri di altrettanto seri e di altrettanto pesanti, che rischiano, se non affrontati, di diventare appunto irrisolvibili tra qua e qualche mese. Ora, alcuni li abbiamo già citati durante questa discussione, quindi mi limiterò a dare il titolo e dopo per acquisito lo svolgimento. Ovviamente borse di studio. Ma perché continuo a tornare sulle borse di studio?
perché la preoccupazione che abbiamo denunciato iniziato a denunciare nel 2020, perché non è vero che il problema delle borse di studio non pagate agli idonei non beneficiari nasce con le modifiche introdotte dal PNRR. Certamente le modifiche introdotte dall'adozione del PNRR, che hanno allargato la platea di beneficiari e alzato la soglia ISEE oltre la quale poter accedere al sussidio, hanno aggravato il problema, ma già nel 2019, già nel 2020 in Veneto era ricomparsa la categoria delle borse di studio degli idonei non beneficiari, e quando noi nel 2019, nel 2020, nel 2021, quindi prima delle modifiche introdotte dal PNRR, denunciavamo l'assenza di fondi sufficienti a coprire le borse di studio, ci lamentavamo che mancavano 2, 3, 4 milioni. E dicevamo attenzione, perché se non invertiamo la rotta su questa questione il tema è destinato ad aggravarsi. Purtroppo, dovendo ogni tanto svolgere anche la funzione delle Cassandre, dopo 2 o 3 anni il problema non solo non si è risolto, ma si è profondamente ingigantito, perché infatti quelli che mancano non sono più i 2, i 3 o i 4 milioni del 2020, ma sono i 15 milioni del 2024. E se i 2, i 3, i 4 del 2020 si poteva immaginare realisticamente di recuperarli nel corso dell'anno attraverso una variazione di bilancio, attraverso l'assestamento, come infatti è stato fatto, Assessore, sa benissimo anche lei che 15-16 milioni di euro per sopperire alle mancanze di risorse dentro le borse di studio, a meno che non arrivi il governo che ci salva, come è stato nel 2023, dal bilancio di questa regione, nel 2024 non riusciremo a tirarli fuori. E questa è una forte preoccupazione, anche perché, come io sono meno fiduciosa del collega Soranzo sulle capacità di moltiplicazione del PIL e quindi dei soldi del governo, ma non penso che sia ciò che serve al diritto allo studio il ricorso continuo a soluzioni tampone o temporanee. Basta. E no, perché io cerco di essere seria e mi impegno. Dicevo, ce lo hanno anche detto. Sì, esatto, non disturba solo voi. Disturba anche. Dicevo, quello che ci hanno chiesto gli studenti universitari, che come capigruppo del Consiglio regionale infatti abbiamo incontrato, non è soltanto trovateci soldi per pagarci le borse di studio, è stato anche ponete la questione del diritto allo studio e dei servizi di cui hanno bisogno gli studenti universitari al centro dell'interesse dell'agenda politica di questa regione, e quindi occupatevi di erogare le borse di studio agli studenti che lo meritano, ma anche costruite le condizioni per cui gli studenti che hanno difficoltà di censo possano trovare una casa, una camera, un alloggio dove poter risiedere mentre compiono e realizzano il loro percorso di studi in una città diversa dal posto dove vivono. Ci dicono: mettete nelle condizioni gli ESU di poter erogare quei servizi, dai servizi mensa ai servizi educativi e didattici aggiuntivi, che oggi non è in grado di erogare. Quindi costruite, mettete le mani, mettete la testa dentro un sistema, quello universitario, che ha bisogno di una rigenerazione, una rifondazione per una regione nella quale troviamo i 3 atenei più importanti, 5, ma diciamo Padova, Verona e Venezia, 3 degli atenei più importanti a livello nazionale, 3 atenei in cui, malgrado le difficoltà di cui abbiamo parlato, tengono ancora le iscrizioni, 3 atenei che rappresentano delle chiavi fondamentali per costruire i ragazzi che dovranno rinforzare il Veneto del futuro. Quindi il tema delle borse di studio e del diritto allo studio è al centro della nostra attenzione, e vorremmo che fosse nell'interesse anche della Giunta regionale, perché è una chiave attraverso cui noi possiamo proiettare sì la nostra azione amministrativa fino alla fine della legislatura, non semplicemente scavallando le graduatorie, ma costruendo un sistema di istruzione che sia realmente accessibile a tutti, realmente universale e dunque realmente democratico. Ma abbiamo posto altri temi durante questa
discussione. Penso al tema della formazione. Guardate, io ho passato i primi anni di questa legislatura a sentirmi spiegare come il sistema formativo della nostra regione fosse eccellente, come i centri per l'impiego del Veneto fossero un modello di eccellenza in tutta Italia, come il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro fatti dall'amministrazione regionale sui fondi, grazie ai fondi nazionali e ai trasferimenti nazionali molto rilevanti degli anni scorsi, fosse un meccanismo perfetto per cui eravamo a posto. Oggi ci accorgiamo, leggendo il giornale, che il 49,3% delle aziende che cercano personale dichiarano di aver trovato forti difficoltà nel reclutamento del personale e quindi denunciano una distanza profonda tra le professionalità di cui ha bisogno l'impresa veneta e il capitale umano che in questi anni abbiamo formato e su cui abbiamo costruito, ecco qui, la nostra scommessa per il futuro, cioè il nostro sguardo lungo fino alla fine della legislatura. E allora io non posso pensare che di fronte a 500.000 richieste di assunzioni, la metà delle quali non esaudita perché non abbiamo capitale umano adeguato alle richieste in questa regione, non si dica nulla su come si intende modificare l'orientamento delle politiche formative di questa regione. Abbiamo gli ITS Academy, fiore all'occhiello della nostra formazione, ma sono ancora evidentemente troppo poche le persone, le ragazze e i ragazzi che accedono a quel percorso di studi. E guardate, sono finiti i tempi in cui mancavano camerieri e baristi, mancano ingegneri, mancano agronomi, mancano tecnici informatici, cioè è anche l'istruzione diciamo di livello superiore quella che sembra non trovare spazio nelle ragazze e nei ragazzi della nostra regione, che magari si formano qua ma poi per le tante ragioni dette in questi giorni di discussione decidono di andare a lavorare all'estero e quindi questo tema della formazione, della mancanza di personale si lega indissolubilmente alla qualità del lavoro in questa regione, a quanto è sicuro lavorare in questa regione, che ricordo è la seconda in classifica a livello nazionale per morti e infortuni sul lavoro, il livello retributivo molto basso che c'è in questa regione non solo è un problema enorme che costringe molto spesso i ragazzi e le ragazze ad andare all'estero a fare lo stesso mestiere che farebbero qua ma dove sono pagati di più, e guardate che questo è un tema che dobbiamo prima o poi affrontare ovviamente principalmente a livello nazionale, dove il governo con una diciamo manovra furbesca ha voluto ancora una volta evitare la discussione attorno al dramma e alla piaga di questo Paese che è il lavoro povero, che non vuol dire le persone che non lavorano, vuol dire le persone che pur lavorando non riescono ad avere un reddito adeguato a poter arrivare a fine mese, a poter realizzare il proprio progetto di vita, a potersi pagare un affitto e mantenere o fare una famiglia. Ora queste sono tutte questioni che noi prima o poi credo dovremmo affrontare, dovremmo, come dire, riuscire a costruire delle politiche regionali in grado di incrociare queste emergenze che noi raccontiamo, come dire, come titoli dei capitoli di un libro, ma che in realtà si tengono dentro un'unica matrice, perché è evidente che se io non pago abbastanza le persone, le imprese non possono trovare personale competitivo, le imprese perdono capacità che hanno di stare sul mercato, c'è un impoverimento generale, le persone, le famiglie faticano il soddisfacimento dei propri bisogni. Dicevo all'inizio di questa discussione la capacità di lettura di una realtà complessa, è esattamente questo il tema. Se vogliamo risolvere tutte le conseguenze dobbiamo avere chiara l'analisi che facciamo di tutti i problemi che si tengono e quindi, come dire, provo a mettere altre due questioni che sono diciamo strettamente collegate al documento che andiamo a discutere e purtroppo immagino ad approvare tra poco, che non sono state ancora al centro della nostra discussione, rispetto alla quale io vi chiederei un supplemento di attenzione, a dimostrazione di come assessore ai problemi antichi non affrontati che si sono cronicizzati e oggi si sono trasformati in voragini, si aggiungono giorno dopo giorno nuove emergenze rispetto alle quali noi ancora una volta siamo costretti a fare la nostra battaglia a mani nude, e ne citerò due che me ne vengono in mente. La prima, l'emergenza abitativa.
Io non so se ve ne siete resi conto, ma in questa regione, anche in questa regione, il diritto alla casa è un diritto negato. Sono tante le motivazioni che ci hanno portato qui. La prima ragione è certamente la cancellazione voluta dal governo Meloni di tutti i sussidi a favore del pagamento degli affitti, l'azzeramento del fondo affitti e l'azzeramento del fondo morosità incolpevole, un taglio per 350 milioni nel 2023, non nel 2024, si è tradotto in questa regione, l'assessore lo sa, in un taglio di 24 milioni di risorse che il governo ci dava e che noi giravamo ai comuni e che i comuni utilizzavano per garantire sussidi a quelle famiglie che per ragioni contingenti, perdo il lavoro, perdo il marito, mi si ammala un familiare, si trovavano in una condizione temporanea di non riuscire a pagare l'affitto di casa. E cosa fai se perdi il lavoro? Cosa fai se sei un lavoratore precario a cui scade il contratto a tempo determinato, se non hai i soldi per pagarti l'affitto? Prima ti rivolgevi al comune dove risiedevi e chiedevi di poter accedere a questo contributo nazionale. Oggi ti buttano fuori di casa e ti trovi in mezzo a una strada. 24 milioni di tagli. Solo il comune di Padova mi pare che abbia visto una decurtazione di quasi 2 milioni di euro di questo sussidio. Allora io dico, il giudizio sull'azione del governo Meloni che ha tagliato questo sussidio credo sia chiaro, ma al netto del giudizio politico, a quelle 6.000 famiglie del Veneto che nel 2023 sono state private di questo sussidio, la Regione cosa dice? A quei 500 comuni che nel 2023 hanno visto i loro concittadini buttati fuori da casa o non sono stati in grado di sopperire a questa necessità, la Regione del Veneto cosa dice? Ecco come un'emergenza che non dipende da noi, perché l'emergenza abitativa c'è in tutta Italia, e un taglio alle risorse che non dipende da noi, perché l'ha deciso Roma, si rovescia immediatamente sui cittadini e le cittadine del Veneto. E la nostra responsabilità qual è? Quella di dire a questi cittadini che non ci sono i soldi per garantire loro il mantenimento della casa? Magari in presenza di minori o di genitori anziani? Io avevo presentato diversi emendamenti, ovviamente molto costosi, sul punto, avevo anche offerto delle soluzioni. Guardi Assessore, io non so quando accadrà che i sindaci verranno a chiederle una mano, ma noi non possiamo davvero pensare che 6 famiglie venete, questo è il numero dei nuclei familiari che ha avuto accesso a questo sussidio nel 2022, rimanga senza una casa. E quindi questo è un primo problema. Un secondo problema che riguarda l'emergenza abitativa, non so se ve ne siete accorti, ma ci sono decine, centinaia, migliaia di alloggi di edilizia popolare in questa regione non affittati o che necessitano di profonde manutenzioni. Il fatto che questa regione si sia dotata di una legge per l'edilizia residenziale pubblica, che ha costruito degli enti economici che devono gestire il patrimonio immobiliare pubblico, è un'assurdità rispetto alla quale una riflessione va aperta. Gli ATER devono essere enti strumentali, certo, ma non enti economici. Come si può pensare, perché su questo principio si fonda la nostra legge regionale sull'emergenza abitativa, che gli ATER siano in grado di garantire l'equilibrio di bilancio attraverso ed esclusivamente i canoni che incassano dagli inquilini. È impossibile che con quei canoni riescano sia a garantire l'autonomia, diciamo, di bilancio dell'ente, eppure a fare tutti quegli investimenti che sarebbero necessari sia in termini di ammodernamento delle case, ma anche in termini di efficientamento energetico, ad esempio. Certo, un po' di aria l'abbiamo presa grazie alle risorse del PNRR, al bonus 110%, ok, ma se noi non ci mettiamo nella condizione, a proposito di ricorso al debito e all'indebitamento, di un grande piano regionale di investimento sull'edilizia residenziale per sopperire all'emergenza abitativa, guardate che finisce male in una regione in cui il caro affitti sta spingendo più che da altre parti
in una regione in cui nelle grandi città d'arte sono più gli appartamenti affittati come locazioni brevi che gli appartamenti messi a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno bisogno di cercare casa, in un'epoca storica in cui la mobilità sociale è alle stelle, perché si va in giro per le città e per la regione per lavoro, per studio, in questa regione non si trova una casa in affitto ad un prezzo accettabile per uno stipendio medio, perché se uno studente deve pagare 400 euro per una doppia a fronte di una borsa di studio di 600 euro, ma come possiamo pensare che quello studente interpreti la fase dell'università come un investimento sul proprio futuro? Ma se affittare un bilocale nel comune di Padova costa 1200 euro a fronte di uno stipendio, una retribuzione media che se va bene si aggira intorno ai 1500 euro, ma noi come pensiamo che le persone possano arrivare a fine mese? Perché il combinato disposto di tutti questi fattori ha prodotto che l'emergenza abitativa non è più un fenomeno che riguarda soltanto le categorie delle povertà e delle marginalità e delle fragilità. Il bisogno di avere una casa non riguarda più soltanto le persone che non lavorano, sono inabili al lavoro e non possono pagarsi un affitto. Ormai l'emergenza abitativa ha travolto anche la cosiddetta classe media, cioè le persone che lavorano, che hanno una famiglia, ma che guadagnano non abbastanza per poter accedere al libero mercato definito degli affitti. E faccio questi esempi per dire come, e basta sfogliare i giornali ogni mattina per rendersi conto di qual è il dramma che stanno vivendo migliaia di famiglie del Veneto, e noi non abbiamo messo una lira sui sussidi agli affitti, in una fase in cui a tutti questi problemi si aggiunge anche l'incremento dei tassi di interesse che molto spesso rende per molte famiglie inaccessibile anche la rata del mutuo. E a questi problemi si aggiunge il fatto che dopo i 2 anni di blocco degli sfratti esecutivi durante la pandemia, adesso c'è anche l'impennata del numero di sfratti che il Tribunale deve eseguire ogni giorno. Quindi l'emergenza abitativa, giusto per introdurre un tema nuovo di quelle emergenze che si aggiungono alle emergenze che già ci sono e rispetto alle quali noi non siamo in grado di dare una risposta. Farò un altro esempio, perché anche su questo, quando abbiamo parlato di questo argomento in Consiglio regionale, l'abbiamo fatto molto spesso sulla base di un atteggiamento ideologico che io potevo anche comprendere, ma che come sempre, come spesso accade quando si ha un impianto ideologico, ci fa perdere di vista la ricaduta reale che certe scelte hanno sulla vita dei cittadini. Ora, non so se ci avete fatto caso, non so se sia un argomento di cui qualcuno in questo Consiglio regionale ha intenzione di occuparsi, ma dal 1° gennaio del 2024 non esisterà più il reddito di cittadinanza. Verrà sostituito, forse perché non esistono ancora i decreti attuativi, dal nuovo assegno di inclusione di Meloniana Matrice. Bene, peccato che passando dal reddito di cittadinanza al fantomatico assegno di inclusione, il 40% dei percettori di reddito di cittadinanza veneti si troveranno senza sussidio. E questo 40% è formato da tutti quelli che percepivano il reddito di cittadinanza e che secondo il governo Meloni con un articolo di legge si trasformano miracolosamente da percettori di reddito di cittadinanza in soggetti occupabili. E siccome potenzialmente sono occupabili non hanno più diritto al sussidio. Peccato che soprattutto in questa regione tutte le persone o la maggior parte delle persone che percepivano il reddito e che potevano essere inseriti in percorsi di inserimento lavorativo sono già stati inseriti nei processi di percorsi e nei percorsi di inserimento lavorativo, perché per definire occupabile una persona non basta dire che ha meno di 60 anni, che non abita in un nucleo familiare dove non ci sono anziani, disabili o minori, per definirlo occupabile, perché se io sono un disoccupato di lungo periodo, da 5-10 anni, ho un titolo di studio molto basso, potete darmi tutti i corsi di formazione che volete, ma nei 6 mesi previsti dall'assegno di inclusione io un lavoro non lo trovo.
E quando io, dopo che sono disoccupato da 10 anni, che prima avevo il reddito di cittadinanza e oggi non ho più, e faccio tutti i corsi di formazione che Veneto Lavoro mi organizza, ma ho 50 anni, la quinta elementare, e non lavoro da 10 anni e non trovo lavoro perché per quel tipo di profilo non c'è occupabilità e perdo il diritto al sussidio anche di quei 6 mesi di reddito di come si chiama, assegno di inclusione, io come vivo? Lo chiedo a voi, io come vivo? Come faccio ad arrivare a fine mese? Come faccio a fare la spesa? Come faccio a pagare l'affitto? Perché l'ideologia di voler cancellare il reddito di cittadinanza, l'imposizione per cui la povertà secondo voi è un crimine, è una colpa, l'idea per cui se sei inabile al lavoro per me, siccome non vale niente sul piano produttivo, non vale niente neanche sul piano sociale, è un impianto che ci porterà a vedere un incremento elevatissimo delle condizioni di povertà relativa e assoluta della nostra regione. E allora bravissimi ad andare sui giornali a dire abbiamo finalmente cancellato il reddito di inclusione, di cittadinanza, ma se non siamo in grado di mettere in campo delle misure alternative per il sussidio del reddito delle persone che non riescono a trovare lavoro, perché una persona non diventa da percettore di reddito a occupabile con un tratto di penna, ci vuole un percorso, un processo, devo conoscere la persona, 40.000 veneti che si trovano in questa condizione. Ma aggiungo un altro dettaglio, sapete che la stragrande maggioranza dei cittadini veneti che percepivano il reddito di cittadinanza lo percepivano come integrazione al reddito, cioè non erano i divanisti che ci avete voluto raccontare voi, erano le classiche persone che lavoravano, ma essendo lavoratori poveri non arrivavano a fine mese e quindi attraverso l'integrazione salariale del reddito di cittadinanza riuscivano ad avere quei soldi in più per fare le cose normali che una famiglia deve fare. Oggi anche tutte quelle famiglie si troveranno prive di questi sussidi e continueranno e resteranno a restare lavoratori poveri, cioè non arrivare a fine mese. Ma secondo voi queste persone domani mattina, il 1° gennaio 2023, quando non avranno più l'integrazione al reddito, come faranno ad arrivare a fine mese? A chi si rivolgeranno? A chi chiederanno una risposta? Non la chiederanno alla Meloni, Se tutto va bene la chiederanno al sindaco, ma poi si chiederanno dov'è l'istituzione a loro più prossima, che sussidi, che sostegni, che mano può dare a queste famiglie che non per colpa, ma perché per delle difficoltà oggettive non sono in grado di arrivare a fine mese. Allora stiamo allargando la platea delle persone che verranno escluse dalla società, perché il diritto alla casa e il diritto a un lavoro sono quei presidi, quelle frontiere che consentono alle persone sono una specie di spartiacque per una fascia della popolazione. Se ho una casa e se ho un lavoro dignitoso posso ambire ad avere un progetto di vita serio. Se non ho una casa e non ho un lavoro, anche se non ho difficoltà strutturali o fragilità che mi rendono scivolo verso la marginalità, verso l'esclusione sociale, e poi anche si incancrenisce la situazione ed è anche più difficile recuperarla. Quindi anche su questo pensiamo a delle formule innovative di integrazione al reddito che ci consentano di intervenire su quella fascia di fragilità prima che si cronicizzi e diventi esclusione e marginazione sociale. E cito un'ultima questione perché se ne è parlato poco in questi giorni e allora ne approfitto, faccio solo l'elenco delle cose che ancora non erano entrate nel dibattito. Abbiamo parlato molto di sanità, c'è un tema però su cui forse vale la pena tornare in ambito sanitario a proposito di diseguaglianze. Io ho letto che il Presidente Zaia ha dichiarato che la sanità veneta, nella sanità veneta pesa la parte privatistica soltanto per il 6%. Assessore Lanzarin, ho cercato in tutti i documenti possibili e immaginabili, a partire dalla relazione sociosanitaria fatta dalla Regione del Veneto, ma io quel 6% non l'ho trovato in nessun documento. In nessuno. Io sa cosa ho trovato? Ho trovato che il 13,7% delle prestazioni diagnostiche fatte in questa regione
è fatta dal privato convenzionato, non il 6, il 13,7. Ho trovato che il 22,48% dei posti letto in Regione Veneto sono posti letto in strutture private accreditate, il 22%, non il 6%. Ho trovato che il 16,4% dei ricoveri che avvengono in Regione del Veneto avvengono in strutture private accreditate, non ho trovato il 6%. Ho trovato che il 14,1% della spesa sanitaria in Veneto va alla sanità privata accreditata e non ho trovato il 6%. Io cerco anche, do fiducia al Presidente, ma io quel 6% non l'ho trovato. E allora anche qua, non raccontiamoci le bugie, perché davvero le persone si sentono anche poi prese in giro. Non è il 6% e tutti i dati che vi ho citato di prestazioni, di recovery, di posti letto e di percentuale di risorse sono dati in crescita negli anni, non in calo. Quindi non soltanto la sanità privata accreditata occupa una fetta rilevante dell'offerta sanitaria regionale, ma è una fetta in crescita. E questo è un fenomeno rispetto al quale una riflessione noi la dobbiamo fare. E del resto va in questa direzione anche l'idea che abbiamo avuto di, per recuperare un po' di liste d'attesa, anziché investire le poche risorse che avevamo in un potenziamento dell'offerta pubblica, di girarle sul privato convenzionato, perché loro fanno prima e loro fanno meglio, ma per forza loro fanno solo le prestazioni remunerative, perché se lei ha un paziente oncologico non lo manda alla clinica privata, mentre se deve andare dal dentista, dal radiologo o dall'ortopedico o dall'oculista, dal privato ci va. E come? Il privato è anche contento, ma perché non investiamo quelle risorse perché l'ortopedico, l'oculista e il radiologo si rafforzino nell'ambito pubblico? Faccio degli esempi per dire che se i problemi li affrontiamo e li raccontiamo con onestà e non ci inventiamo numeri a caso, forse riusciamo anche a capire di cosa stiamo parlando. E quindi dovremmo anche parlare del fatto con chiarezza che i conti pubblici della sanità veneta sono in profondo rosso. Sono in profondo rosso. I 10 milioni che il governo ogni anno più o meno ci trasferisce per miliardi, sì, scusi, dettaglio non di poco conto, il Savara stava già morendo, i 10 miliardi che il governo ogni anno ci trasferisce per il nostro sistema sanitario regionale non bastano più, e il combinato disposto della esclusione di una serie di prestazioni dai conti LEA agli extra LEA, per quello me ne occupavo, il combinato disposto dell'inflazione, il combinato disposto dell'invecchiamento della popolazione, il combinato disposto del bisogno di cura che cresce in continuazione in maniera estesa, ci fa capire che siamo alle porte del baratro anche in questa regione. E guardi che ci vuole tanto impegno per ridurre la sanità veneta sul bordo del burrone, e se non interveniamo subito, sia in termini di risorse che in termini di riorganizzazione, finisce male. E quando tutte le ASL, dalla prima all'ultima, chiudono bilanci in rosso, vuol dire che c'è un sistema che non regge, e vuol dire che la scommessa che avete fatto con Azienda Zero è una scommessa persa, che andrebbe ripensata. E questa scommessa persa, che era fondata sulla centralizzazione in Azienda Zero delle valutazioni, delle scelte strategiche del potere politico, e che ha abbandonato i territori, perché centralizzando in Azienda Zero ha impoverito il peso che avevano invece i territori e gli amministratori locali. Se questa scelta è fallita, deve avere due conseguenze: uno, la disponibilità a ripensare l'impianto della sanità della nostra regione, ma secondo, anche ad affrontare con un'ottica diversa l'altra grande riforma che abbiamo alle porte, che è quella degli ATS e del sistema dei servizi sociali, che dobbiamo mettere in campo, seppur con 23 anni di ritardo. Perché se noi pensiamo che la logica con cui abbiamo riformato la sanità veneta nel 2016 può essere la stessa che riproponiamo sui servizi sociali, ci andiamo a schiantare, calcolando, assessore Calzavara, che la riforma degli ATS
non sarà a costo zero. E i soldi che avete immaginato, bisogna aggiungerci uno zero forse per riuscire a mettere in campo un sistema efficiente. A proposito di soldi che non bastano e a proposito della tassa di scopo che potremmo spiegare ai veneti come necessaria per ristrutturare il sistema dei servizi sociali. Chiudo con la seconda affermazione che ha fatto Calzavara a Ferragosto del 2023, che eletta oggi mi preoccupa molto. Assessore, lei ha detto, virgolettato, questa è una manovra coerente con la programmazione degli ultimi 13 anni. 13 anni. Cioè, come dire, è 13 anni che facciamo così, il Presidente ci dice di fare così, funziona, andiamo avanti. A parte che mi fa una certa impressione pensare che ci sono persone che da 13-20 anni fanno lo stesso mestiere, gestiscono lo stesso potere, organizzano le stesse politiche. È difficile cambiare idea se non cambi le teste. È difficile cambiare le idee se non cambi le teste, no? E 20 anni neanche un manager di un'azienda privata resiste, invece in questa regione, insomma, c'è chi che... Beh, veramente sei nominata dal Presidente, perché sei nominata dal Presidente. Ragazze, prego. E quindi, insomma, 13 anni è tanto per non cambiare mai idea. C'è chi dice che chi non cambia mai idea non è detto che sia proprio intelligente. Allora, se non volete cambiare le teste, perché tutti vi amano, quasi tutti, mi consenta, siccome quasi tutti vi amano, almeno provate a cambiare l'idea, a cambiare la prospettiva, perché appunto in questi 13 anni è cambiato il mondo, in questi 13 anni è cambiato il mondo e noi stiamo perdendo dei treni. Guardi, Assessore, chiudo davvero. La politica non può essere sempre uguale a se stessa. Certamente l'idea di Veneto con cui il Presidente Zaia si è presentato nel 2010 poteva essere un'idea innovativa, ce l'ha ricordato dalle pagine dei giornali proprio oggi anche il segretario regionale della Lega, no? Che dice: dopo gli anni di Galan e di Forza Italia, finalmente, dice il segretario della Lega, non io, dopo gli anni disastrosi, dice il segretario regionale della Lega per Salvini Premier, perché non è più Lega Nord, è Lega per Salvini Premier, oggi dai giornali dice: dopo l'era disastrosa del governo Galan di Forza Italia, nel 2010 finalmente arriva la Lega Nord all'epoca con Luca Zaia, che rimedia ai danni fatti da Galan e da Forza Italia e racconta e propone un progetto nuovo di sviluppo per la nostra regione. Ed è stato effettivamente così, è andato esattamente così, lasciando stare il giudizio politico sull'era Galan o sull'era Zaia. Effettivamente Galan ha interpretato una fase di questa regione, anche un impianto politico, anche una modalità espansiva, se vogliamo, erano anche altri anni, e si è notata la differenza. Zaia è arrivato con altre parole d'ordine, Ho come l'impressione che così come nel 2010 era terminata la fase di Galan e di quel tipo di proposta politica, io ho come l'impressione che dopo 13 anni sia finita anche la fase in cui vale il vocabolario di Luca Zaia. Ma perché è cambiato il mondo e se la politica non sa adeguarsi al mondo che cambia, finisce per essere fuori moda. E quanto è difficile per la politica adeguarsi al mondo. Pensate a quanti leader nazionali o territoriali hanno vissuto dei fasti pazzeschi, erano anche bravi, ma poi fisiologicamente, se tu non incarni, diciamo, un ideale politico, ma sei tu personalmente che incarni un'idea, e l'idea passa e passi anche tu come persona. Ecco perché non mi appassiona il dibattito sul 3/4 mandato. Il punto non è se vogliamo dargli o volete dargli il 3° o il 4° mandato. Il punto è se avete intenzione di offrire un punto di vista a questa regione che sia del 2025 e non del 2013 e del 2010, perché è davvero cambiato il mondo e su tante cose, con tanti cambiamenti dobbiamo fare i conti
Ed ecco perché, e chiudo davvero, trovo anacronistica la narrazione del non metto le mani in tasca ai veneti. Funzionava nel 2010, nella fase in cui c'era benessere diffuso e quindi l'accesso alle liste d'attesa era più semplice per tutti e la scuola pubblica funzionava e il letto in ospedale c'era, ma nel frattempo c'è stata la pandemia, ci sono stati 13 anni di tagli strutturali al sistema sanitario, al sistema delle protezioni sociali, è cambiato il mondo, l'Italia è cambiata in questi 13 anni, è cambiato anche il Veneto, so che vi piace un approccio più conservatore, ma purtroppo è cambiato anche il Veneto. Allora io mi chiedo, non può essere un bilancio coerente con quello che è stato negli ultimi 13 anni. Bisogna cambiare. La politica deve avere il coraggio di cambiare. Io non ho l'ambizione di decidere se cambiare gli interpreti, diciamo così. Quello lo decidono gli elettori. Ne ho parlato lungamente di Galan e Forza Italia. So che sei d'accordo peraltro con il tuo segretario regionale, quindi il punto non sta a me decidere se e quando cambiare gli interpreti, può stare a me se e quando provare a convincervi a cambiare idea. Grazie.